La figura del sommelier negli ultimi anni è sempre una figura abbastanza di riferimento per quanto riguarda il mondo del vino. Viene vista e è stata anche interpretata un po' come il super esperto, la persona che si pone un po' sul piedistallo a indicare i vini da dare alle altre persone. Mentre negli ultimi anni finalmente si sta un attimino umanizzando, se mi posso permettere il termine, perché bisogna parlare alle persone normali, bisogna parlare ai non tecnici, perché parlare ai tecnici di settore è facile. Quindi la figura del sommelier adesso è una figura molto completa. È un po' l'ultimo anello di congiunzione tra il produttore del vino e il consumatore finale. È la persona che meglio sa spiegare, indicare e abbinare il vino al cibo. Per fare questo, non ci si inventa sommelier, ovviamente. Per diventare sommelier, per avere un attestato di sommelier, ci si può rivolgere a tutte le organizzazioni di settore, FISAR, AIS, FIS, ONAV e tante altre che sono sul territorio, e seguire un percorso di studio. Vengono di solito affrontati un po' a mente leggera, a cuor leggero, perché si pensa che si va a fare un corso per sommelier per andare a bere. Mentre il percorso per diventare sommelier, per avere l'attestato di sommelier, è oggettivamente un percorso molto più intenso, diciamo, perché comporta uno studio non indifferente. Nei primi livelli si vanno a toccare le materie proprio pratiche della produzione del vino, ma anche dell'analisi sensoriale, la viticoltura, lo studio dei metodi di produzione, la legislazione. Ci sono delle serate dedicate anche a altri alcolici, che sono la birra e i distillati. Al secondo livello si parla dell'enografia, quindi tutto ciò che riguarda viti, vitigni e vini in Italia, in Europa e nel mondo. E il terzo livello invece di solito si occupa dell'abbinamento cibo-vino, prendendolo proprio per singola sezione, quindi gli antipasti, i primi, i secondi, le verdure, i dolci e poi gli abbinamenti regionali. Ora, tutto questo comporta uno studio, perché a ogni livello ci sono poi dei test da superare per poter essere ammessi al livello successivo. Avere il Tastevenne, avere l'attestato di sommelier non vuol dire essere un sommelier che già sa tutto di tutto e di tutti i vini. Da lì in poi, secondo me, inizia veramente la professione. Chi vuole proseguire con la professione, ovviamente, perché poi da lì in poi bisogna continuare incessantemente, anno dopo anno, a studiare, a degustare, assaggiare, scoprire, interessarsi, avere curiosità, eccetera. Non è solamente quello che impari sul libro o quello che ti dice il docente che ti fa diventare un sommelier. Sommelier, io ho sempre detto, si è sommelier dentro, si è sommelier inside, perché è la curiosità che poi ti porta a continuare ad approfondire gli argomenti che hai trattato. Secondo me la dote più importante nel nostro mestiere, che sia di servizio o che sia di formazione, è sicuramente l'umiltà e la capacità di medesimarsi nei panni degli altri, perché è facile dire a qualcuno non sai che vino stai bevendo. È più difficile saperglielo spiegare nella maniera più giusta. Quindi umiltà, voglia di conoscere, cortesia, disponibilità, capacità di parlare, di dialogare. Bisogna saperlo spiegare bene il vino. È vero che noi sommelier, almeno molti di noi, hanno capacità dialettiche, per cui sì, come si suol dire al giorno d'oggi, ti intortano un pochino, no? Nel senso che ti girano intorno con il dito e sembra quasi che ti propongano qualcosa che non è quello che tu vuoi, però in realtà è un discorso proprio di abitudine, nel senso ci vuole molta capacità di empatia anche con chi hai davanti, perché devi capire che tipo di vino vogliono effettivamente bere, qual è il vino migliore da abbinare con quel pasto, con quel cibo che stanno mangiando, avere anche la capacità cortese di eventualmente correggere una scelta che si ritiene non adeguata. Ci possono essere le serate, i corsi, serate di percorsi di degustazione
che magari persone che non sanno cosa fare possono frequentare e sono propedeutici probabilmente per poi andare a iscriversi a un corso per sommelier. Noi qui nell'Enoteca, per esempio, organizziamo spessissimo serate o percorsi di avvicinamento al mondo del vino, in modo tale che le persone che abbiano curiosità possano da una parte avere un'infarinatura o comunque una conoscenza base delle varie metodologie di produzione del vino, come si producono le grandi bollicine d'Italia e del mondo, parlando metodo Charmat per il prosecco piuttosto che lo champagne, come vengono fatti i vini bianchi, rosati e rossi, cosa sono i vini da meditazione che se ne sente parlare spesso, l'abbinamento, la cosa degli abbinamenti. È una conoscenza base abbastanza approfondita che può essere propedeutica appunto per sviluppare poi una curiosità che può essere sicuramente meglio utilizzata in un corso successivo, magari presso un'associazione nazionale.